Si chiama Arrivo in veneziano, la mascotte del contributo d'accesso 2025 a Venezia e ha esordito alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Anche questo sarà un anno di sperimentazione del contributo d'accesso a Venezia, ma le giornate in cui sarà in vigore saliranno da 29 a 54 in un periodo che va da metà aprile a fine luglio. Racconteremo il calendario di quest'anno per quanto riguarda il contributo che partirà il 18 aprile e le modalità che tenderanno a premiare chi si prenota con anticipo rispetto a chi si prenota negli ultimi giorni. Questo nell'ottica di favorire il concetto di prenotabilità della città e darci la possibilità di sapere in anticipo quanti visitatori arriveranno a Venezia in quella particolare giornata. La BIT di Milano è stata poi occasione per illustrare gli eventi 2025 a Venezia, a cominciare dal Carnevale, che dal 14 febbraio al 4 marzo sarà all'insegna di Casanova. Giacomo Casanova, che sarà il fil rouge di tutte le manifestazioni tradizionali, il prossimo Festa della Sense, il prossimo Redentore e la regata storica. Ovviamente durante l'anno altri importanti appuntamenti come la Biennale di Architettura e il Festival del Cinema, fino a tutte le festività natalizie e il Capodanno di Venezia.